È rimasto incastrato nell'auto travolto da una grossa quercia secolare caduta all'improvviso. La macchina stava transitando lungo questa via quando l'albero è crollato, distruggendo la recinzione della proprietà privata e finendo in mezzo alla strada. L'automobilista, 45 anni, residente a pochi chilometri dal luogo dell'incidente, intrappolato nella vettura, è stato liberato dai vigili del fuoco. Portato con l'ambulanza all'ospedale, l'uomo è stato medicato e dimesso. Fortunatamente non ha subito grosse conseguenze. Un vero miracolo, visto l'auto rimasta sotto i grossi rami dell'albero. A provocare la caduta della quercia, l'improvviso maltempo che si è abbattuto nella zona. Ieri sera probabilmente l'ondata d'urto, il forte vento ha lesionato, lo ha incrinato e questa mattina improvvisamente per una piccola brezza perché non c'era vento è caduto. Raffiche di vento ed una grandinata che ha provocato danni anche all'agricoltura, chicchi grossi come palline da golf. Fortunatamente, ha spiegato il vice sindaco, la tempesta è durata poco tempo. Cambiamenti climatici che sono ormai all'ordine del giorno. Questo fa pensare anche per le amministrazioni e noi faremo anche un intervento presso i parchi pubblici di un monitoraggio delle piante con gli agronomi, con dei forestali per vedere anche lo stato di salute delle piante per prevenire eventualmente questi possibili danni, almeno sui luoghi pubblici insomma. Nelle prossime ore purtroppo è previsto ancora maltempo, si spera, ci dice il vice sindaco, che non ci siano tempeste con l'intensità di quella appena avvenuta.